La condanna a 24 anni di Giuseppe Forciniti per l'omicidio della compagna scatena la rabbia della famiglia di Aurelia e lo sdegno delle associazioni a difesa delle donne. L'avvocato di parte civile allibito per la sentenza. Ha minacciato il figlio di 10 anni affinché seguisse i precetti del Corano e non mangiasse carne di maiale. Lo avrebbe anche picchiato e minacciato. Un marocchino residente in Friuli è stato condannato a 5 mesi di carcere. Duello a distanza negli studi di Telefriuli tra Sparcassa e Civibank sull'OPA lanciata dall'Istituto di Bolzano. Al centro dello scontro le due opposte visioni dei presidenti sull'operazione e sull'autonomia della banca. A vigilare sulla sicurezza dei bagnanti di grado, dalla prossima estate ci saranno anche droni a disposizione dei bagnini. Partirà anche il servizio bar sotto l'ombrellone. Nel 2023 il via al cantiere delle nuove terme. Dopo la sconfitta contro la Salernitana, l'Udinese deve già pensare alla trasferta contro Bologna, da valutare le condizioni di Suppi, Beto e Pereira, ma rientrerà Molina. Cioffi, siamo stati polli. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Rabbia, sdegno, incredulità sono diverse le reazioni alla sentenza della Corte d'Assise di Udine che è arrivata nella tarda serata di ieri. È stato condannato a 24 anni di carcere Giuseppe Forciniti, riconosciuto colpevole di aver ucciso a coltellate la compagna Aurelia Laurenti. Il PM aveva chiesto per lui l'ergastolo. L'uomo è stato condannato anche al risarcimento delle parti civili con una provvisionale di 400.000 euro. Una sentenza che ha scatenato diverse reazioni a partire da quella della famiglia di Aurelia. Il servizio. Condanna a 24 anni di carcere. Questa la pena inflitta dalla Corte d'Assise di Udine a Giuseppe Forciniti, infermiere di 34 anni, giudicato colpevole in primo grado per omicidio volontario aggravato dalla convivenza. L'uomo aveva ucciso la compagna, Aurelia Laurenti, con 19 coltellate, di cui 5 mortali, nella loro casa di Roveredo in Piano il 25 novembre 2020. La Corte, presieduta da Paolo Alessio Verni, alla il giudice Carla Missera, ha condannato l'imputato a risarcire le parti civili con una somma da quantificare in separata sede, stabilendo una provvisionale immediatamente esecutiva di 400.000 euro a favore delle parti offese e dichiarandone la sospensione durante la pena della potestà genitoriale per i 2 figli minorenni avuti con la compagna. Il PM Federico Facchin, nel corso della requisitoria finale, aveva chiesto l'ergastolo, sottolineando l'accanimento con cui Forciniti aveva colpito la donna al limite della crudeltà. Il difensore, l'avvocato Ernesto De Toni, ha sostenuto che Forciniti, da tempo bersaglio delle sfuriate della compagna, avrebbe strappato il coltello dalle mani della donna e l'avrebbe colpita senza memoria dell'accaduto. Forciniti ammise di aver accoltellato la compagna, ma solo per difendersi, sostenendo di ricordare di aver inferto una sola pugnalata, una tesi smontata dall'accusa e dalla parte civile, rappresentata dall'avvocato Antonio Malattia, il quale, dopo la condanna a 24 anni, ha commentato che questa è una sentenza che non ha colto la gravità del fatto e il contesto in cui è maturato. Temo che nella decisione della Corte, ha detto il legale, abbia pesato l'inerzia della Procura, che non ha contestato altre aggravanti come i futili e abietti motivi, l'aver agito con crudeltà in presenza dei minori. Infine, conclude Malattia, resto allibito del fatto che ai 2 minori è stata riconosciuta una provvisionale di 400.000 euro complessivi, inferiore a quella che spetta a chi perde un genitore in un incidente. I 24 anni inflitti a Giuseppe Forciniti per l'omicidio della compagna Aurelia Laurenti sono una pena troppo lieve. A sostenerlo è il coordinamento delle donne della CISL del Friuli Venezia Giulia. Ci saremmo aspettate, dice la coordinatrice Alessia Cisorio, una pena esemplare commisurata al reato. Non ci possono essere giustificazioni o attenuanti quando una vita viene stroncata da parte di chi diceva di amare quella persona. Per il coordinamento inoltre sono aberranti le dichiarazioni della difesa che inducono a giustificare un assassinio tirando in ballo raptus o scompensi emozionali. Queste sentenze, conclude la segretaria regionale della CISL Claudia Sicilotto, non hanno nulla di educativo. Il femminicidio deve essere punito con pene esemplari sia come deterrente sia perché è un atto ignobile.
Sulla stessa lunghezza d'onda la Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Uomo-Donna, Dusi Marcolin: vorrei che mi venisse spiegato, dice, cosa significa concedere le attenuanti generiche in un fatto così grave. Ci sono meccanismi nella giustizia che non possiamo capire, che non riusciamo a giustificare. Aurelia, sottolinea ancora Marcolin, non tornerà più dai suoi bambini. È una battaglia persa in partenza se non si combinano punizioni esemplari, e la perdiamo tutti. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per i risultati dell'autopsia sui corpi di Antonilia Finotto, di 72 anni, e Paolo Simonetti, di 66, trovati mummificati mercoledì della scorsa settimana al primo piano della loro casa a Villa Primavera, in comune di Campoformido. L'esame, ha annunciato il procuratore di Udine, Massimo Lia, sarà eseguito con tutta probabilità la prossima settimana, ma non è stato ancora stabilito il giorno preciso. L'indagine autoptica, elemento indispensabile per proseguire le indagini e quindi per far luce sui tempi e sulle cause della morte dei due anziani, è stata affidata al medico legale Ugo Dabroi. La circolazione ferroviaria lungo la linea Udine-Venezia sta subendo forti rallentamenti per una persona, un uomo di 49 anni di Casarza della Delizia, è investita e uccisa da un treno. L'incidente si è verificato alle 15 a Casarsa. È al vaglio della polizia ferroviaria la dinamica dell'investimento nella ricostruzione. Ci sono ancora diversi aspetti da chiarire, ma sembra essere escluso il coinvolgimento di terze persone. Sul posto, oltre alla Polfer, la polizia scientifica per i rilievi, personale dei Vigili del Fuoco e del 118. Straniero è stato condannato dal Tribunale di Udine per abuso di mezzi di correzione. Al centro della vicenda il divieto coranico di mangiare carne di maiale. Ha minacciato il figlio di 10 anni affinché seguisse i precetti del Corano e non mangiasse carne di maiale. Inoltre lo picchiava e lo insultava se non riusciva a fare i compiti. Per questo, un marocchino di 56 anni, residente in Friuli, è stato condannato a 5 mesi di carcere dal Tribunale Collegiale di Udine per abuso di mezzi di correzione. L'uomo era accusato di maltrattamenti, ma i giudici hanno riqualificato il reato contestato in uno più lieve. PM ha chiesto l'assoluzione, mentre la parte civile, rappresentata dall'avvocato Nicoletta Menosso, ha insistito per la condanna. Tutto era partito nel 2020, quando il bambino era affidato a una famiglia friulana. Il padre ha telefonato al figlio e lo ha minacciato e insultato per aver mangiato prosciutto. Gli affidatari hanno segnalato la cosa e poi sono emersi comportamenti pregressi. Stando all'accusa, il bambino era stato picchiato con una ciabatta e con una cintura. Se non era in grado di fare i compiti di scuola, veniva schiaffeggiato e insultato. In un'occasione, l'uomo aveva fotografato il piccolo con una motocicletta messa sul suo corpo, facendogli male a una gamba. Gli episodi sono generici e fumosi, ha commentato il difensore, l'avvocato Elisa Sottosanti di Gorizia. Una serie di ricordi che il bambino non ha saputo collocare nel tempo. Ci riserviamo l'appello, ha concluso. È stato arrestato l'uomo di nazionalità rumena che il 28 agosto di 6 anni fa causò da ubriaco un grave incidente in Viale Palmanova a Udine, all'altezza dell'allora incrocio semaforico, sostituito nel 2018 da una rotatoria. La Polizia di Stato, attraverso un mandato d'arresto europeo, ha fatto ammanettare dalla gendarmeria francese il 34enne responsabile di quel sinistro, fuggito alla giustizia italiana poco prima della condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione per lesioni stradali gravissime causate quella domenica del 2016. Quella sera, alle 23, appena scattato il verde, la vettura guidata dallo straniero accelerò a tal punto da colpire la Fiat 500 che la precedeva. Rimasero seriamente feriti 4 passeggeri, 2 minori e i genitori. Nell'urto furono coinvolti altri 2 mezzi. Chi ha problemi con la giustizia e non intende pagare una pena detentiva o pecuniaria potrà rendersi utile aiutando a tenere pulita e in ordine la città. L'amministrazione comunale di Udine ha siglato una convenzione con l'associazione I Nostri Diritti che si assume l'onere di seguire tutti gli aspetti burocratici e le normative che vanno a regolamentare questa operazione.
Da Udine parte un esempio che può essere seguito anche da altri comuni. Si tratta di un'iniziativa inerente alla giustizia riparativa, dedicata a persone che, anziché pagare con pene detentive e pecuniarie, optano per lavori di manutenzione della città. L'amministrazione comunale ha siglato a tal proposito una convenzione con l'associazione I Nostri Diritti APS, che si occuperà di tutti gli aspetti burocratici, evitando qualsiasi onere a carico della stessa amministrazione comunale. Questa associazione I Nostri Diritti è abilitata da parte del Ministero e quindi anche del Tribunale di Udine, che a sua volta ha fatto un'associazione per la giustizia riparativa. Chi non sconta pene detentive o pene pecuniarie si rende disponibile, questa associazione li raccoglie, li raggruppa in qualche maniera, e per agevolare un po' l'intervento e quindi aiutare anche gli enti pubblici, dove chi vuole ovviamente, come nel Comune di Udine, fa una convenzione, attinge queste persone, li fa lavorare su quello che intendono lavorare, che sono principalmente le pensiline, il decoro. Diminuiscono i contagi da Covid, ma potrebbe trattarsi dell'effetto della diminuzione dei tamponi effettuati nel periodo delle festività pasquali. La Fondazione Gimbe avverte, decisione avventata, quella di abolire l'obbligo di mascherina al chiuso dal 1° maggio. Nell'ultima settimana i nuovi contagi da Covid sono calati del 21% in Friuli Venezia Giulia, dove risultano tutti in miglioramento i dati relativi all'evoluzione della pandemia. A decretarlo è l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che segnala anche a livello nazionale un calo del 19,5% dei nuovi casi settimanali dal 13 al 19 aprile. Numeri condizionati però, evidenzia Gimbe, da una riduzione dei tamponi effettuati di oltre il 20% in conseguenza delle festività pasquali. Nella nostra regione i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti sono 1.993, sotto alla media nazionale. I contagi diminuiscono del 27% a Trieste, del 23% a Udine, del 20% a Gorizia e dell'11% a Pordenone. Gimbe sottolinea come la circolazione del virus sia ancora molto elevata, con oltre 50.000 nuovi casi positivi ogni giorno in Italia ed un tasso di positività ai tamponi che supera il 15%. Per questo la Fondazione ritiene molto avventato abolire l'obbligo di mascherina al chiuso a partire dal 1° maggio. Per Gimbe, inoltre, la campagna vaccinale è ormai ferma al palo. Si allenta ulteriormente, invece, la morsa della pandemia sul fronte degli ospedali. Il numero dei posti letto occupati da pazienti con Covid nelle terapie intensive scende quasi del 9%, resta stabile quello nelle aree mediche, cala di oltre il 7% il numero dei decessi. In Friuli Venezia Giulia i posti letto Covid occupati in terapia intensiva sono l'1,7%, nelle aree mediche il 13,2%. Vediamo allora i dati di oggi in Friuli Venezia Giulia, dove si contano 1.304 nuovi contagi a fronte complessivamente di 12.835 tamponi effettuati, 2 i decessi. Sono 6 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre scendono a 159 i pazienti accolti in altri reparti. Relativamente ai 2 decessi si tratta di un uomo di 88 anni di Monfalcone e di un 71enne di Lignano Sabbiadoro. Le persone in isolamento scendono a 24.085. Sono due visioni opposte, quelle di Sparcasse e di Civibank sull'OPA lanciata dall'Istituto di Bolzano sulla banca friulana. Negli studi di Telefriuli è andato in onda un confronto a distanza con botta e risposta tra i due presidenti. Scontro a distanza negli studi di Telefriuli tra i vertici di Sparcasse e quelli di Civibank, mentre è in corso l'OPA lanciata dalla Banca Altoatesina su quella friulana. A esporre le diverse prospettive sulla vendita delle azioni da parte dei soci sono stati i due presidenti degli istituti di credito. Per Michela Del Piero la difesa della banca friulana è prioritaria. Io credo che noi abbiamo trovato un ottimo connubio tra la soddisfazione del socio di avere un risultato, di avere un dividendo e anche gli impegni sociali. Siamo stati la prima banca commerciale italiana a diventare società benefit e stavamo facendo anche il percorso per diventare una B Corporation. Adesso tutto questo credo che sicuramente non è nelle corde di Sparcasse, o perlomeno non è negli attuali impegni
di Sparcasse, per cui tutto questo verrà perso con grave nocumento per il territorio. Sparcasse, salita al 40% del capitale sociale con le adesioni e vicina alla quota del 45% per il successo dell'OPA, con il presidente Gerhard Brandstetter guarda al futuro e rilancia. Andiamo avanti con una logica di gruppo, noi vogliamo creare un gruppo, non siamo una banca sistemica diciamo a livello nazionale che ha strutture e robe per magari aggregare altre banche. La prima operazione che facciamo è che è un'operazione di gruppo, quindi noi abbiamo bisogno dell'organizzazione Civibank sul territorio, abbiamo bisogno di Civibank sul territorio, i dipendenti sono una ricchezza, un capitale della banca e quindi noi vogliamo andare avanti in collaborazione infragruppo Sparkasse Civibank sul territorio anche friulano. Un aggiornamento sulla vicenda dell'OPA di Sparcasse su Civibank, perché sono appena arrivati i dati relativi all'adesione dei soci della banca friulana all'offerta pubblica d'acquisto lanciata dalla Cassa di risparmio di Bolzano. Secondo i dati resi noti dalla stessa Sparcasse, la percentuale di adesione ha raggiunto quota 24,38%, che aggiunta al 17,09% già in possesso della banca altoatesina porta quest'ultima al 41,47% del capitale sociale di Civibank. Ricordiamo che l'OPA, considerata ostile da Civibank, avrà successo se Sparcasse raggiungerà una quota del 45% delle azioni totali. Le adesioni sono possibili fino al 6 maggio. Chiusura d'anno più che positiva per i distretti economici del Triveneto. I migliori risultati sono arrivati dal Friuli Venezia Giulia. Numeri da record per i distretti del Triveneto che hanno chiuso in modo brillante il quarto trimestre del 2021, come mette in evidenza il monitor d'Intesa San Paolo. A fare da traino il sistema distrettuale del Friuli Venezia Giulia, che presenta i migliori tassi di crescita del nord-est, superando i 2,7 miliardi di esportazioni, con una crescita del 28% sul 2020 e del 15,5% sul 2019. Il distretto del mobile Pannelli di Pordenone tocca un record storico, con 1,2 miliardi di euro di esportazioni, una crescita che non si è interrotta durante il periodo pandemico, pari al 40% sul 2020 e al 34% sul 2019. Il mercato russo, che pesa per il 2,5% sul totale del distretto, ha dato segnali tra ottobre e dicembre 2021 di forti difficoltà, meno 34%. Il distretto della Sedia e complementi di arredo di Udine, nonostante la ripresa sul 2020, più 16,4%, non riesce a recuperare i livelli del 2019, meno 4%. Gli elettrodomestici di Pordenone segnano però un ottimo risultato, più 47,3 milioni di euro, ma il conflitto russo-ucraino ha acuito il problema dell'approvvigionamento dell'acciaio. Nel settore agroalimentare, buona crescita dei vini e distillati del Friuli, più 21,7 milioni di euro. Il prosciutto di San Daniele aumenta ulteriormente la sua espansione internazionale, più 10,9 milioni di euro sul 2019, crescendo sulla spinta di Stati Uniti, Vietnam e Regno Unito. Infine, il caffè di Trieste recupera quasi completamente il calo delle esportazioni del 2020, grazie all'eccezionale crescita della Repubblica di Corea, più 16,4 milioni di euro rispetto al 2019. Prima riunione oggi del nuovo CDA della GIT guidato da Roberto Marin. Ci sono alcune novità a partire dalla presenza dei droni in spiaggia per supportare i bagnini nella vigilanza alle persone che andranno a tuffarsi in mare, ma parte anche il bar sotto l'ombrellone, il servizio. La nuova GIT all'insegna delle 3S, serenità, sicurezza, servizi. Ad annunciarlo Roberto Marin, neopresidente della Grado Impianti Turistici. Riusciremo da subito, all'inizio della stagione, a predisporre il servizio sotto l'ombrellone. Per sicurezza ci sarà una grossa novità dal prossimo anno che stiamo valutando dal punto di vista tecnico, che riguarda il salvamento, il servizio di salvataggio a mare, quello che riguarda l'utilizzo dei droni. Marin pensa anche alla spiaggia del futuro. Noi sappiamo che oggi la concessione demaniale, non solo la nostra, ma quelle di tutta Italia, scadono nel 2023. Concorso di idee è un concorso di idee internazionale che concorderemo con la proprietà, quindi la Regione, il Comune di Grado e la Camera di Commercio, per poter avere un piano di sviluppo di tutta l'area. GIT non è solo l'arenile, ma è dotata anche di grandi aree di retrospiaggia che oggi sono inutilizzate e abbandonate da troppi anni.
Novità in arrivo anche per il centro termale. Deve arrivare al progetto esecutivo finalmente entro l'estate con le opportune modifiche e molto probabilmente al cantiere entro l'inizio del prossimo anno. Le vecchie terme in questo momento sono in fase di ristrutturazione perché il nuovo corpo di fabbrica, il nuovo polo termale sarà agganciato alle vecchie terme marine e sono in fase di ristrutturazione per un importo di 4 milioni e mezzo circa di euro per tutti gli adeguamenti e le messe in sicurezza. Si è tenuto nel pomeriggio nella sede di Confcommercio a Udine un confronto riguardo al settore turistico organizzato dal Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario. È intervenuto l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini, che ha evidenziato l'importanza del fondo turismo per il rilancio delle strutture ricettive del Friuli Venezia Giulia, oltre 60 milioni di euro in 2 anni. In 2 anni sono stati messi a disposizione del comparto e il CAT ha lavorato oltre 67 milioni di euro. Il nostro intendimento è quello di sostenere soprattutto le strutture ricettive, c'era bisogno di un restyling, io lo definisco, e tutti gli interventi nostri, compreso quello del Fondo Turismo, vanno in questo senso. Non abbiamo finito, oltre alla proroga dell'attuale fondo per consentire al maggior numero di interessati di parteciparvi a questo bando, abbiamo deciso anche di promuovere una nuova norma che consenta investimenti significativi per strutture di un certo numero di posti letto, quindi una sorta di contratti di insediamento anche nel comparto turistico. Parliamo di investimenti di 10 milioni a struttura circa. La Regione vorrà sostenere superando il limite del de minimis. 2 spazi di supporto per minorenni, donne, famiglie e persone con esigenze specifiche sono attivi da oggi in Friuli Venezia Giulia, ai valichi di Frontiera, di Fernetti e Tarvisio, a sostegno delle persone in fuga dall'Ucraina. Lo annunciano UNHCR e UNICEF. I 2 centri di supporto vogliono fornire una prima risposta ai bisogni più urgenti delle persone in arrivo. Si tratta di luoghi di ristoro e spazi a misura di donne e bambini. Tra i servizi offerti, individuazione e assistenza e invio di minorenni a rischio e di persone con bisogni specifici ai servizi sul territorio, primo supporto psicosociale e consulenza legale di base. A Udine parte la fase di progettazione per il recupero dell'ex deposito idraulico di via Chinotto, che il Comune ha individuato quale possibile sede del centro per l'impiego. La caserma Duodo di viale Ungheria è destinata invece all'Educandato Uccellis. 2 strutture cittadine dismesse potranno ritornare a essere utilizzate grazie ai fondi del PNRR. Sono l'ex deposito idraulico di via Chinotto, destinato a ospitare il centro per l'impiego, e l'ex caserma Duodo di via Ungheria, indicata per accogliere una parte delle classi dell'Educandato Uccellis. È stato individuato l'immobile cosiddetto ex magazzino idraulico di via Chinotto, perché doveva trattarsi di un immobile che aveva caratteristiche particolari, quindi la possibilità di inserire 60 dipendenti, la possibilità naturalmente di avere spazi per la formazione, per l'accoglimento dei lavoratori, e che sia anche ampliabile nel tempo e che fosse baricentrico rispetto a appunto la stazione o altri punti di riferimento della città. Si tratterà di un intervento che verrà fatto dal Comune di Udine, ma finanziato appunto grazie alla Regione con i fondi del PNRR e di quasi 4 milioni di euro circa, e consentirà appunto di riportare alla comunità cittadina un immobile che comunque era chiuso da diverso tempo. Si prospettano novità anche per quanto riguarda la caserma Duodo in viale Ungheria. È uno spazio molto grande, in totale sono oltre 6.000 metri quadri. La prima parte, dove appunto c'era anche la sede del distretto, adesso è utilizzata solo in piccola parte da alcune associazioni combattentistiche, dovrebbe essere destinato all'Educandato Uccellis. Nuovo recupero di un'opera architettonica a Udine a cura della Danieli di Butrio. Si tratta della fontana di Piazza San Giacomo.
Dopo una serie di operazioni di recupero di beni architettonici del centro storico di Udine, la società Danieli E.C. Officine Meccaniche di Butrio si occuperà anche della sistemazione della fontana di Piazza San Giacomo con una donazione di 31.570 euro, importo necessario per completare l'intervento. La fontana, considerata fra le più importanti del Friuli, è stata realizzata nel Cinquecento su progetto di Giovanni da Udine. Il monumento necessita, al di là del consolidamento complessivo, anche della pulizia delle pietre e della revisione dell'impianto idrico. Proprio per le particolarità del monumento, l'intervento può essere eseguito esclusivamente da personale specializzato, spiega il vice sindaco Loris Michelini, sottolineando che il progetto è pronto e che sono già stati presi accordi con la soprintendenza. Conclude di voler partire con i lavori fra 1 mese e mezzo e chiuderli dopo una ventina di giorni. L'amministrazione comunale, spiega il sindaco Pietro Fontanini, esprime vera e sincera gratitudine nei confronti di Gianpietro Benedetti per questo contributo che ci consente di continuare l'opera di valorizzazione del patrimonio culturale della città di Udine. Con un'esplosione controllata nel primo pomeriggio sono stati demoliti gli ex alloggi della caserma Forgiarini di Spilimbergo. 3 secondi per abbattere 70.000 metri cubi. Un intervento nel cantiere della Vitale One realizzato dalla Moretto di Pordenone e dalla SIAG di Parma. Vediamo. Puntuale alle 13:30 è arrivata l'esplosione che ha abbattuto le 2 palazzine 3 e 4 alte 18 metri e mezzo della caserma Forgiarini a Tauriano di Spilimbergo, sede del 32esimo Reggimento Carri della 132esima Brigata Corazzata Ariete. Si tratta degli ex alloggi che sono stati abbattuti da un intervento realizzato in collaborazione tra la ditta Moretto di Pordenone e la SIAG di Parma, azienda specializzata guidata dall'esplosivista Danilo Coppe. Per l'esplosione controllata, come testimonia il video diffuso dall'azienda appaltatrice Vitale One, sono stati usati 40 kg di dinamite, posizionata in 800 fori e con altrettante microcariche, 200 detonatori, 500 metri di miccia che in 3 secondi hanno raso al suolo 70.000 metri cubi di materiale. L'appalto totale di demolizione e successiva ricostruzione è stato aggiudicato alla Vitale One di Roberto Vitale, ditta di Taverola in provincia di Caserta, in seguito a una procedura aperta dal Ministero della Difesa. Gli operatori e i professionisti coinvolti per l'intervento di demolizione, a cui hanno assistito anche le autorità militari, sono in totale 50. Nei prossimi giorni tutto il materiale inerte sarà riciclato sul posto con un impianto mobile autorizzato per essere ricollocato come sottofondo stradale per un intervento totalmente green. Il progetto successivo prevede la realizzazione di 2 palazzine da 96 alloggi ciascuna, dotate di ottimi livelli di comfort e di risparmio energetico. Sarà celebrato sabato prossimo il funerale di Stefano Strizzolo, il motociclista di 28 anni morto la vigilia di Pasqua a causa di un incidente stradale a Vito d'Asio. Le esequie si terranno nella chiesa di Morsano di Strada alle 16. La nuova sede della Protezione Civile di Pagnacco è stata intitolata al sindaco Luca Mazzaro, scomparso lo scorso settembre. Il servizio. Era un uomo, come ho detto, di parte, ma proprio perché non ha mai nascosto la sua parte, le sue idee, le sue posizioni. L'ha fatto sempre con rispetto nei confronti degli altri. La partecipazione di oggi ha dimostrato questo, perché abbiamo visto che c'era una partecipazione molto importante, composta da molte persone che la pensavano anche in maniera diversa dalla sua e che lui ha combattuto ed è stato combattuto. Credo che questo dimostri il senso istituzionale che Luca Mazzaro ha sempre avuto nel suo percorso istituzionale, nei momenti facili e anche nei momenti difficili, perché la sua malattia l'ha colpito a lungo e in questo periodo lui comunque non ha mai mollato e ha dato tutta la sua generosità di quello che poteva, di quello che sapeva. Io me lo ricordo perché ero appena arrivato ed è venuto con molta grinta a espormi alcuni problemi della sua comunità. Quindi ho un bel ricordo, perché ho capito che poi sicuramente il sistema di protezione civile a cui lui era molto legato e, come ho detto, era il cuore poi, ed è il cuore di tutto un apparato comunale, perché è fatto di volontari che si danno anima e corpo per una giusta volontà e un giusto contributo. Quindi è anche l'occasione per ringraziare il sistema di protezione civile.
Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento con il notiziario sportivo. Dopo lo shock della sconfitta contro la Salernitana, per l'Udinese è già tempo di guardare alla sfida di Bologna. Subito dopo le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Vi ricordo che domani Telefriuli seguirà in diretta a partire dalle 10:30 del mattino la cerimonia di posa di 9 pietre d'inciampo alla memoria di altrettanti poliziotti udinesi che furono deportati e poi morirono nei campi di concentramento nazisti, una cerimonia alla quale prenderà parte anche il capo della polizia Lamberto Giannini. Grazie, arrivederci.